L'amministrazione comunale di Sora, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, ha organizzato delle attività rivolte alla sensibilizzazione nei confronti di questa importante tematica. Dopo aver illuminato di blu il Palazzo Municipale il 2 aprile, lunedì 8 aprile, all'interno del Parco Antonio Valente, si è tenuto l'evento Coloriamo il mondo dell'autismo, che ha avuto come protagonisti i bambini dei 3 istituti comprensivi e le scuole paritarie della città, che con grande entusiasmo hanno raccolto l'invito dei consiglieri comunali Salvatore Lombardi e Francesca Di Vito, promotori della Kermesse. Presente per i saluti istituzionali anche il sindaco di Sora, Luca Di Stefano. Innanzitutto voglio ringraziare per questa splendida giornata le dirigenti scolastiche, le insegnanti, tutti i bambini che hanno partecipato a questa splendida iniziativa e voglio ringraziare anche il consigliere delegato alle disabilità Salvatore Lombardi, perché come amministrazione abbiamo voluto sin dall'inizio dare una delega specifica, penso che non ci sia mai stata prima al Comune di Sora una delega alle disabilità. Ringrazio il consigliere Di Vito alla pubblica istruzione per aver organizzato anch'essa l'evento, ma soprattutto perché questa città sta tornando ad essere davvero una città inclusiva. Lo dimostra anche l'ultimo progetto fatto con il PNRR di Parco Santa Chiara, che è un parco inclusivo appunto con dei giochi fruibili da parte di tutti. Quindi grazie e continuiamo a rendere queste differenze uniche, perché ognuno di noi è unico con le nostre differenze e soprattutto rispettare le differenze degli altri. Quindi grazie e buona giornata a tutti. Forse si vede dai miei occhi la tanta emozione e il momento toccante che è stato oggi e che continua ad esserlo, perché una giornata di consapevolezza sull'autismo importantissimo, dove la nostra volontà più forte è stata quella di coinvolgere le scuole, non a caso, perché deve esserci la consapevolezza deve partire da loro che sono piccoli e che poi crescendo potranno sempre di più aiutare questi bambini speciali, questi bambini che hanno bisogno, poi diventeranno adulti, hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di una persona che sia al loro fianco, quindi per noi è importante che l'inclusione avvenga fin da piccoli. A nome di tutta l'amministrazione, come delegata alla pubblica istruzione, non posso che ringraziare tutte le scuole, tutte le insegnanti, tutti i dirigenti, tutto il personale ATA per quello che oggi ci hanno portato qui dentro, cioè davvero delle emozioni che arrivano fino in fondo al cuore. Grazie a tutti quanti. È il terzo appuntamento della nostra amministrazione su questa tematica molto importante, gli altri 2 memorabili anche quelli degli anni scorsi, e quest'anno ancora di più forse. C'è stato un coinvolgimento particolare perché lo abbiamo voluto fare in un giorno diverso da quello canonico del 2 aprile, perché il 2 aprile era un festivo per le scuole, invece quest'anno siamo voluti entrare nella carne viva, diciamo così, di dove si vive questa criticità, e cioè appunto nelle scuole, nelle classi, e abbiamo riscontrato una sensibilità nei bambini davvero eccezionale. Ne è testimonianza tutto quello che potrete vedere, i lavori fatti, i laboratori, ma la sensibilità che abbiamo visto questa mattina. Abbiamo ascoltato delle poesie che erano veramente toccanti, perché non erano poesie copiate da qualche parte, erano poesie scritte di proprio pugno dai bambini, quindi vuol dire che si sta facendo nelle scuole un lavoro di sensibilizzazione validissimo, e di questo va fatto un ringraziamento particolare alle insegnanti curricolari, alle insegnanti di sostegno, alle dirigenti. Stiamo toccando con mano che quello della scuola è un mondo che si sta sensibilizzando non solo verso questa condizione, ma verso tutte le disabilità e tutte le diversità, e cerchiamo di dare il nostro contributo a costruire appunto una società futura inclusiva. Lo stanno facendo bene, speriamo di dare il nostro apporto e noi continuiamo con tutte le nostre forze. Grazie. I tanti ragazzi partecipanti hanno portato i loro messaggi con la recitazione di monologhi tratti da testi sull'argomento, con la lettura di poesie scritte di loro pugno, con flash mob accompagnati da canzoni significative. Il tutto con la costante guida delle loro insegnanti e dirigenti.
Ringrazio l'amministrazione comunale per aver mostrato sensibilità rispetto a questa giornata, tutte le insegnanti che per tutto l'anno scolastico lavorano per sensibilizzare gli alunni sulle diverse abilità, le colleghe del comprensivo 1 e 2 e, come dicevo prima, la parola che più mi piace di questa giornata è la parola consapevolezza, una parola difficile ma una parola centrale, una parola bilaterale se vogliamo, perché consapevolezza ci deve stare da parte delle persone che vivono questa condizione, ma la consapevolezza deve essere soprattutto della società, perché se non siamo consapevoli e non ci apriamo alle potenzialità che hanno i bambini e le persone speciali, non possiamo migliorare, non possiamo essere veramente inclusivi. È importantissima questa giornata per la quale ringraziamo l'amministrazione comunale che come sempre è sensibile a questi temi importanti per l'inclusione e soprattutto per quanto riguarda i bambini, i ragazzi, gli adulti che hanno delle loro potenzialità che molto spesso noi non riusciamo a comprendere bene se non attraverso l'aiuto di specialisti. Questo si fa sempre di più sia all'interno delle scuole sia però anche all'interno di tutta la nostra città di Sora e oggi il parco Boario colorato di azzurro, ma non solo il parco, devo dire che se qualcuno ha piacere di fare una passeggiata anche in tutte le nostre scuole, davanti al Carbone, la scuola del primo comprensivo, c'è uno striscione grandissimo che è stato realizzato dai nostri ragazzi e docenti e maestri della scuola primaria che colorano appunto la città di azzurro. Vi inviterei davvero a venire nelle classi e vedere quanto fa bene a questi ragazzi la consapevolezza, come diceva prima l'altra collega, di ciò che vivono i propri compagni, scoprirla e saperla agire per poter stare nel migliore dei modi insieme. Questo sarà un grandissimo vantaggio per quando anche diventeranno adulti, entreranno nel mondo della società e riusciranno a riconoscere il come poter stare bene tutti insieme. L'evento è stato patrocinato dall'ASL di Frosinone, rappresentata dalla dottoressa Paniccia e dall'AIPES. I bambini in seguito hanno partecipato ad attività ludico-sportive di rugby integrato, laboratori di riciclo creativo, circuiti psicomotori, giochi di squadra per facilitare la collaborazione, la comunicazione, l'inclusione ed il rispetto delle regole. Il messaggio più bello per questa giornata ce lo ha portato Riccardo. Grazie a tutti.